Oggi siamo qui in pista a Casella d'Asolo perché con il gruppo di ragazzi abbiamo fatto un percorso in cui loro hanno individuato alcuni luoghi del comune di Asolo che vorrebbero riqualificare e risistemare, anche portando delle proposte loro, e siamo partiti da qui. Allora stiamo sistemando e pulendo il campo da basket e poi l'amministrazione ha accolto la loro proposta di poter avere un campo da pallavolo libero e accessibile a tutti, quindi più tardi ci sposteremo anche un po' più giù, dove monteremo la rete di pallavolo e sistemeremo anche quell'angolo lì. Questo è un progetto che si chiama Spazio ai Giovani, è un progetto che vuole andare ad attivare i giovani in primo luogo nel prendersi cura degli spazi che poi loro andranno a frequentare. Quindi tutto è nato con un procedimento di coinvolgimento in cui in una serie di incontri gli si è chiesto quali sono i luoghi che voi ritenete come vostri, quali sono i luoghi che identificate come vostri e cosa vorreste fare o potreste fare per renderli migliori. Durante questo processo è emersa una critica, una criticità, ovvero secondo loro non c'erano dei luoghi appositamente dedicati ai giovani. Parliamo di una fascia di età che va dai 17 ai 20 anni, ma loro sostenevano abbiamo dei luoghi per famiglie, dei luoghi per bambini, ma non per la nostra fascia di età. Da qui allora noi abbiamo chiesto loro di fare delle proposte, sono nate alcune proposte come appunto quella di risistemare e riqualificare il campetto da basket qui della pista di Casella d'Asolo e l'idea di avere un campo da pallavolo facilmente accessibile. Ecco quindi che oggi noi siamo qua con loro assieme per riqualificare appunto il campetto da basket e installare questa rete di pallavolo per appunto creare dei luoghi che poi saranno loro facilmente accessibili e usufruibili. Io lavoro con la cooperativa Chiricù e questo progetto si chiama Spazio ai Giovani, è un progetto che fa parte di Scarpe Diem, finanziato dalla Fondazione Con i Bambini. È un progetto pensato assieme all'amministrazione comunale di Asolo per dare spazio ai giovani, soprattutto dai 14 ai 18 anni, di prendersi cura di alcuni luoghi del comune che loro frequentano o che vorrebbero farli propri, dove ritrovarsi, dove passare del tempo in sicurezza e dove praticare dello sport, stare insieme ai propri amici.